Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti, come Dona Veneziano. Siamo tornati su Euro Truck Simulator, ci sono importanti novità. Allora ragazzi, tanto il viaggio di oggi è lì Lecce-Nizza, dobbiamo portare pannelli di segatura. Ok, sono 1053 km, quindi non poco. E ragazzi, ho riaggiornato il tutto, nel senso mi sono preso DLC Scandinavian, ho spostato Euro Truck da Steam, da Origin a Steam. Mi sono preso anche il DLC della cabina per gli oggetti in cabina che sono fantastici rispetto a quelli, diciamo, della mod. Siamo con il nostro Scania, alla grandissima. E adesso abbiamo le 3 carriere. Oddio. Ho scaricato anche la mappa nuova che è migliorata tantissimo. Ho già il DLC Scandinavian, spacca di brutto perché è fatto veramente bene. Il nostro quartiere generale sempre parte da Venezia. Ho già fatto il prestito, ho già il mio camion di proprietà, il solito Scania top line che domina. E niente, adesso va a farci questo super viaggio Lecce Nizza. Niente, ho ricominciato perché volevo riaggiornare il tutto, perché su Origin mi stava sui coglioni, cioè ormai Origin non lo uso quasi mai se non per FIFA o altri giochini, ma insomma uso praticamente solo Steam. E, e poi volevo riaggiornare la mappa con gli DLC Scandinavian. Adesso vi prometto che stiamo un bel po' con questo salvataggio, anzi spero che sia quello definitivo. E niente ragazzi, ci sono tante città in più. Diciamo praticamente ho fatto 5 lavori da dipendente e 2 da autonomo, quindi siamo ancora molto proprio all'inizio. Un'altra cosa che volevo dire è che voglio prendere per tutte le marche un camion, quindi voglio avere tantissimi autisti, insomma, e cercare di portare a casa più trofei possibili di Steam. Quindi voglio fare veramente fatte bene. Cosa succede qua? Ma dove cazzo siamo, scusate ragazzi? Ho sbagliato strada? Mamma mia, oh. Questo pezzo di strada è abbastanza inquietante. Siamo appena partiti da Lecce. Aspetta che siamo troppo veloci. Mamma mia, oh. Eccoci qua. Siamo al primo casello. E c'è anche la pula. Guardate la polizia qua. Che cazzo ci fa? Non si sa. No, quella proprio era un'autostrada, praticamente un pezzo di strada, perché la strada principale era quei lavori in corso, solo in Italia vediamo ste robe, quindi chi ha fatto chi ha fatto la mod proprio conosce bene l'Italia. Vabbè, insomma. Purtroppo siamo partiti che è l'1 del mattino, quindi purtroppo è buio, non si vede tantissimo il paesaggio del sud Italia. Però insomma il viaggio è talmente lungo che tornerà il giorno sicuramente. Poi inizia l'alba, mancano 664 km e ho fatto già la mia cazzata, guardate, 7 di danno al camion appena comprato e 3 al rimorchio, perché nell'uscita per Napoli non ho visto il guardrail e l'ho preso in culo. Meno male che non stavo registrando perché ho tirato giù tutti i santi e le madonne. Guarda che bello Fioi. Sono col Tom Cruise Control a 105, anche se il limite è 80, ma fotte sega.
Niente, già 7 di danni al cazzo, è pazzesco, cioè non riescono a non far danni, cioè è una roba impressionante. È una roba impressionante, ragazzi, cioè la Veneziani Trasporti è famosa nel mondo per gli incidenti, cioè. Che poi c'è anche la Fly Venice con Fly Simulator perché praticamente anche là abbiamo un'aziendina, siamo pieni di aziende che però massacriamo la gente, massacriamo i mezzi. Guarda che bella l'alba. Qua siamo nei pressi di... Ah, siamo proprio a Roma praticamente. Siamo vicino al raccordo. Eh sì, siamo vicinissimi al raccordo di Roma. Dai, passa stronzo. A Roma, Roma mia, cuore d'esta città. Sì, che registrare col buio purtroppo, ecco, se sei autostrada e non sono stradine è un po' una rottura di coglioni perché si vede poco. Questa diciamo è l'unica pecca di sto gioco per registrare. Ok, siamo al casello. Siamo al casello. Ok, ci siamo come cercare di non sbattere sull'Alfa Romeo che abbiamo davanti. Eccolo là. Ma Dio Cristo l'ho appena detto, ma vaffanculo, guarda. Vai, 9-4, evviva. Come cazzo ha fatto da fermo a beccare così l'asta? Non lo so. Cristo di Dio. Anche l'asta dovevo beccare. Adesso pensa a te, mi danno una penalità, quanto dovevo prendere? 28.000, prenderò 20.000 se mi va bene, non è ancora finito, mancano ancora 600 km. Porca puttana. Adesso arriva anche la nebbia magari. Adesso devo accelerare, sono incazzato. Vai Cumendino. Se cominciano anche gli Appennini, so cazzi. So cazzi amari. Basta il Cume sta volando. Abbiamo appena superato Perugia e più comincia a piovere. Catroia. Era un'alba molto nuvolosa, nebbiosa. E tac, è arrivato anche la pioggia. Eccola qua. Pioggiona. Possiamo andare anche più lenti, mancano 425 km. Sono ancora incazzato per quell'incidente che... Anzi doppio, perché ecco, il secondo l'avete anche visto, una roba ridicola. A dir poco, siamo in Toscana intanto. Un'altra macchina dietro che ha subito la mia pazzia. Cerchiamo di superare queste stronze. Piano, piano. Piove forte, eh? Ma guarda, ti se doveva piovere così, proprio sugli Appennini, cazzo. Devo superare questo e poi sono un po' più tranquillo. Siamo ai 100 all'ora. Però qua insomma la strada non è proprio drittissima. Sono bello concentrato, quindi vuol dire che vado a sbattere tra poco. Tanto i tuoni in Toscana.
ci siamo beccati. Partiti col buio. Incidente, svolta a Napoli. Incidente al casello, proprio osceno. Nebbia nelle prime luci dell'alba. E adesso pioggia di prima mattina. L'unica cosa che può risollevare la giornata è caricare una zoccola a fine turno. Speriamo di avere fortuna a Nizza, però c'è tutte quante donne di classe, sarà difficile. Sarà molto dura. Guarda come viene, guarda come piove. Abbiamo autonomia per 690 km, ok, di benzina. Devo anche riposarmi. Prima ho beccato 1000 soste di servizio, se non ne beccherò una piano come. Guarda sti qua come vanno, sti drogati mentali. Tanto traffico c'è, cazzo. Se la strada è più larga, per fortuna. No, mamma mia, per poco facevo l'incidente. Piano, Cume, piano. Devo scendere per Livorno, Genova, chiaramente. Devo andare verso la Costa Azzurra. Dai, vecchio Cume, su. Devo superare sto rincoglionito. Se possibile. Dai, vecchio, su. Oh, ci siamo fatti una bella dormita, finalmente splende il sole e siamo anche entrati in Ligurias. 210 km e siamo arrivati. Non ho più fatto incidenti per il momento. Eccoci qua. Meno male che abbiamo trovato una piazzola per dormire, perché eravamo distrutti, hanno cambiato con la moda anche lo sbadiglio, ho capito che paura, ho detto che cazzo è sto rumore, poi invece ho capito che era il porco che aveva sonno. Oddio, adesso pompio. Voglio rischiare. Per voi. Oh! 136. Piano. Non posso. No, 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 no. Poi rischiamo la distruzione totale. Dai che non manca tanto. No! No! Mamma mia, Fioi salvato. No, Fioi. Mi son cagato addosso. Dio Cristo. Qua mi ha salvato il volante, se ero col joystick, ciao. Mamma mia, quanto trafficus. Piano. Oh mamma mia, tramonto francese, almeno non siamo ancora entrati in Francia, manca poco. 84 km siamo arrivati. Mamma mia che viaggio, che sporo. Sono distrutto. Viaggio lungo e pieno di insidie. Guarda che traffico. Guarda che il traffico. Occhio. Ok. I primi 1000 km anche del nostro Scania. ...400 km di autonomia con la benzina... ...e per piacere basta incidenti, guarda davvero. Quello fa le foto dal ponte. Madonna. Dai cazzo, non posso neanche sorpassare perché ho le macchine a fianco che mi passano, mi sfrecciano via a più di 100 all'ora, cazzo. Oh, sta Volkswagen di merda che rompe le balle.
48 km. Guarda che bello però, madonna. Guarda che bravi che sono i modders, cazzo. Che tramonti. Dai che ormai ci siamo. No, ma non ho superato ancora il confine, però. Ancora non l'ho superato. Penso adesso che adesso è il momento, fiai. Si va lenti adesso, fioi, eh. Si va lenti. Adesso dai, passo quest'ultimo casello, poi... E poi vado in Francia. Mamma mia, che traffico! Dai, invece su. Vedi, qualche danno, comincio a vederlo. Mai visto un casello così pieno. Però che culo, tac. È veramente strapieno, comunque. Allora. Vediamo quanti soldi riesco a prendere nonostante i danni clamorosi. Ricordo 9% al camion. 4 al rimorchio, sono quelli che mi preoccupano chiaramente. E bravo Kuma, buttati. Ok, adesso siamo al confine. Eccolo qua, confine superato tra 3, 2, 1. Yes. Là, siamo in France. Da notare il siamo in France proprio. Molto bene. Siamo partiti di sera, di notte, anzi torniamo di sera. E arriviamo di sera, occhio come... Ma dov'è la Costa Azzurra? Io voglio vedere il mare, cazzo. Piano. Sorpasso. Ok. Eccoci qua, siamo a Nizza ormai. Nice, thank you. Ecco un cartello storto. Nizza esplorata. Ok, raga. Siamo arrivati. Viaggio veramente lungo, da un po' che non mi sparavo viaggi così, eh. Mi devo girare qua. Ok. E siamo arrivati. Speriamo che il parcheggio non sia difficile. No, forse ce la possiamo anche fare. E siamo perfetti. Guarda che culo. Veramente una cosa è andata bene. Yes, yes, yes. Scusa, perché non va? Ok. Grande come. Sufficiente. 21.000 ho preso, 8.000 ho perso. Però andiamo a livello 5. Ormai il lungo raggio è completato. Buono raga, un saluto dal commendone veneziano. Aspetta, una cosa da volevo far vedere però. Ecco la nuova mappa ragazzi. Vabbè, qua lo sappiamo. Guarda tutte con le freccette per le... Ah cazzo, questo però non so se c'era il Cairo così. Non aggiornato probabilmente. Guarda che bello. Cioè... Questo è un Eurotrack, sinceramente.
Perfetto. Siamo poi all'inizio, guarda quante città, raga. Ora in Germania è pieno. E dopo qua tutta la Scandinavia, Danimarca, Svezia e Norvegia. Alla grandissima. E qua la Gran Bretagna. E si gode. Raga, un saluto dal Comandone veneziano. Ciao!